25 anni sono un quarto di secolo, sono un lasso di tempo molto importante e per il MAP di Padova, per questo grande evento, abbiamo raccolto gli auguri, le impressioni di quelli che sono stati nel corso del tempo i protagonisti che si sono succeduti, amministratori locali e non. Andiamo a sentire cosa ci hanno detto. Siamo in compagnia di Andrea Sardelli, presidente di Verona Mercato. Allora, un compleanno per Padova, a dimostrazione che si invitano anche i cugini veronesi. Beh, direi proprio di sì, anche perché di fatto è passata, come dire, una stagione molto importante. 25 anni sono tantissimi, sono ben 5 lustri e quindi di buon grado Verona, non solo per una questione di vicinanza, non solo per l'appartenenza alla stessa regione, abbiamo ritenuto opportuno e necessario essere qui oggi a festeggiare appunto il 25esimo, magari sperando anche di ritrovarci anche al 50esimo, giusto per allungarci anche la vita. Siamo in compagnia di Giuseppe Panna, assessore regionale all'agricoltura qui a Padova in occasione dei 25 anni del trasferimento del MAP. Allora, un bel compleanno, assessore. Sì, 25 anni è un compleanno importante dove si fanno anche i resoconti dell'attività e quindi sicuramente dal trasferimento di questo mercato dal centro di Padova in quest'area industriale c'è stata una grande trasformazione. Qui si movimentano insieme a Verona e a Treviso 950.000 tonnellate di prodotto ortofrutticolo e quindi per il Veneto è sicuramente una piattaforma strategica importante anche da implementare. Qual è l'augurio del prefetto di Padova per il MAP, magari per i prossimi 25 anni? Per i prossimi 25 anni dove sarò in pensione, quindi non potrò farglieli io personalmente, però certamente l'augurio è di trovare la capacità di continuare a lavorare come hanno lavorato oggi, dimostrando che il pubblico e il privato insieme sono un valore aggiunto e non sono un fattore è un fattore moltiplicatore avere a fianco a sé il pubblico, la pubblica amministrazione, quella intelligente, quella che è capace di risolvere anche i problemi quotidiani di una struttura che è sul mercato e che deve concorrere con le sue gemelle in giro per il mondo. Allora, Giustina Destro, che augurio si sente di fare per i prossimi 25 e più anni al MAP di Padova? Che il MAP non solo riesca a mantenere il ruolo e il peso che ha nel sistema economico nel tessuto nazionale, ma che si proietti in maniera innovativa e con le sfide che il mercato indubbiamente ha adesso, ad essere protagonista per i prossimi 25 anni. Con Valentino Di Pisa, presidente di Fedagro Mercati, anche a lui chiediamo qual è l'augurio, presidente, che fa al MAP per questi 25 anni nella nuova sede. Ma è di crescere ancora e di fare un percorso ancora migliore di quello che ha fatto fino ad oggi, perché il MAP fino ad oggi è stato un esempio nel mondo dei mercati. Il MAP e soprattutto i suoi grossisti, perché sono l'anima dei mercati centro-alimentari italiani, non dimentichiamolo, sono i grossisti. E a questo proposito, come Presidente della Federazione dei Grossisti, esprimo una grandissima soddisfazione per il fatto che l'Associazione dei Grossisti ha deciso oggi, e oggi abbiamo ufficializzato il ritorno dell'associazione all'interno della Federazione Nazionale della Fedagro Mercati. E lo dico con duplice soddisfazione: uno, perché la federazione, per quello che rappresentano, per il mercato che rappresentano e per il valore che rappresentano nella filiera agroalimentare italiana; due, perché l'associazione grossisti di Padova è stato un valore importantissimo per la federazione, ha contribuito a farla crescere e a raggiungere il livello attuale di importanza. Poi a un certo punto della sua esistenza ha deciso di uscire dalla federazione e questo per noi è stato un grande dispiacere. Oggi invece devo dire, con la mia presidenza siamo riusciti a riportare la federazione grossista all'interno della federazione nazionale e per me, per tutti noi, è motivo di grandissima soddisfazione e di grandissimo orgoglio, proprio per quello che rappresenta Padova e per quello che rappresentano i grossisti nel nostro mondo. Renzo Piraccini, presidente di Macfrut. Allora, 25 anni per il MAP di Padova, che è una presenza consolidata anche alla vostra manifestazione. Qual è l'augurio che vuole fare il Macfrut?
Beh, intanto devo dire che qui siamo fra le eccellenze nel mondo dei mercati, questa è un'eccellenza. Io se dovessi dire quali sono gli esempi da imitare, direi il mercato di Padova e il CAR di Roma. Questi veramente hanno dimostrato che i mercati possono avere un futuro e sicuramente dando servizi di grande qualità e soprattutto puntando sull'export. Qui il 60% del fatturato si fa verso l'export, mettendo insieme dei servizi veri di cui gli operatori hanno bisogno. Io credo che le cose da fare ce ne siano tante, sicuramente c'è consapevolezza, noi siamo una fiera, quindi sicuramente possiamo interconnettere questo mercato con il resto del mondo e io credo che c'è un grande bisogno, perché il futuro anche di strutture come queste passa proprio nell'aumento del raggio d'azione. Se diciamo, lo sviluppo in questi anni si è avuto soprattutto verso l'est Europa, verso i mercati limitrofi, io credo che oggi bisogna guardare a un raggio un po' più ampio e sicuramente la fiera può contribuire in parte a questo risultato. Grazie a Renzo Piraccini, presidente di Macfrut.